Un saluto ai nostri amici telespettatori. Oggi sono sommersa dalle stelle di Natale e allora già si intuisce, poi avete già visto perché appare la scritta con noi oggi in studio c'è il presidente dell'AIL di Udine Gorizia, Giuseppe Gioffrè. Buongiorno, grazie per essere qui. Buongiorno Isabella, buongiorno a tutti i telespettatori. Ecco, oggi Gioffrè, il presidente Gioffrè è qui per parlarci dell'iniziativa dell'8 di dicembre, un'iniziativa che si ripete da sempre, solo che quest'anno assume delle caratteristiche particolari. Come vedete, 8, 9, 10, 11 dicembre, 4 giorni in piazza. Come fate? Sì, lo facciamo grazie ai nostri volontari. Devo dire che la risposta dei volontari è sempre presente, sempre puntuale. Siamo appunto in queste 4 giornate presenti nelle varie piazze. Effettivamente non tutti e 4 i giorni in tutte le postazioni. Sul nostro sito ci sono tutte le postazioni dell'ex provincia di Udine e Gorizia con i giorni in cui i nostri volontari saranno presenti. Però fondamentalmente parliamo di 350-400 persone che ci danno una mano facendo del volontariato anche semplicemente di un 2-3 ore. Io tra l'altro ne approfitto, qualcuno se volesse darci una mano, perché è un momento comunque di condivisione di alcuni valori e di aiuto, noi siamo sempre disponibili ad accettare nuovi volontari che vengono assicurati, vengono messi a posto e sono veramente persone che si sacrificano perché sanno che cosa vuol dire questa raccolta fondi e qual è l'importanza per noi di avere questi soldi che servono poi per la ricerca, per le attrezzature e per tutto quello che può servire alle cliniche ematologiche di Udine, Gorizia, anche Trieste e della regione. E parliamo proprio di organizzazione. Io veramente non so perché farà freddo, come vi siete organizzati, perché so che avrete un angoletto, un gazebo in piazza San Giacomo. Abbiamo a Udine in piazza San Giacomo e in via Mercato Vecchio. In piazza San Giacomo il gazebo è più strutturato e c'è uno, chiamiamo fungo, comunque un sistema per un riscaldamento a gas per le persone che sono in piazza San Giacomo che hanno proprio la necessità. E anche per chi viene a comprare, anche per le la stella stella di Natale, no? Esatto, anche che ha voglia di fare 4 chiacchiere, di scambiare 4 chiacchiere. E lì c'è la nostra Loretta Quindi Spangaro. l'ospitalità c'è per tutti. Assolutamente. Poi abbiamo un altro gazebo in via Mercato Vecchio e qui mettiamo un po' più giovani, i più giovani, in modo tale che si organizzano, come devo dire, quasi tutte le postazioni, i nostri volontari si organizzano in maniera autonoma, anche se abbiamo in prospettiva l'idea di dotare tutte le postazioni di materiali similari e di consentire anche, o noleggiando le strutture o comprando, quello che serve, perché purtroppo l'8 dicembre è un periodo che facilmente può esserci brutto tempo, e poi può capitare per esempio in montagna che ci sia la neve. Allora, intendiamoci, nel momento che ci sono delle condizioni meteo particolarmente difficili, io sono il primo a dire ai volontari di non uscire in piazza, di starsene a casa perché non è opportuno affrontare situazioni difficili. Però devo dire che tutti rispondono sempre molto bene. E poi non è finita lì, perché non No. sarete solamente in piazza. Tra l'altro dobbiamo dire che quest'anno c'è la possibilità, no, di ritornare alla normalità, Sì. perché in questi ultimi anni avete dovuto arrangiarvi, portando a casa, anche se avete mantenuto questo sistema. Esatto. No? Noi abbiamo inventato, ma non solo noi, anche altre sezioni, la possibilità delle prenotazioni e della consegna a domicilio nel momento che la pandemia ci ha costretto a non poter essere in piazza. Ma visto il risultato positivo, visto che la cosa è stata apprezzata, anche se stiamo tornando in piazza e per fortuna questa è la prima volta dopo la pandemia che anche non abbiamo grandi restrizioni, diciamo così, per andare in piazza, abbiamo mantenuto la possibilità di prenotare ai numeri che anche quelli sul sito ci sono fino al 12 di dicembre e porteremo le stelle di Natale a domicilio, a casa, ed è anche un sistema per cui alcune persone stanno facendo dei regali a distanza dicendo di portare la stella di Natale da anche qualche perché parte. ci sono anche le palline, no? Esatto, riproponiamo anche le palline di Natale per l'albero in abbinamento con la stella o anche da soli, a un prezzo minimo di 3 euro, anche in questo caso è un'offerta minima di 3 euro,
insieme alla stella, la stella è sempre 12 Sì. euro, da Quindi- tener conto che malgrado tutti i costi che sono aumentati, Sì. la nostra stella rimane 12 euro ormai dal 2007 e abbiamo voluto dare un segnale perché ci rendiamo conto che le difficoltà ci sono e raccogliere fondi è importante, però sappiamo che la situazione non è facile per le persone, anche se per esempio nelle ultime uova di Pasqua abbiamo avuto un numero che ha superato gli ultimi 10 anni come numero di uova vendute, quindi c'è una Quindi grande risposta, nonostante la le crisi, nonostante restrizioni, nonostante la esatto, crisi, tutto... esatto, c'è una grande risposta che è un po' generalizzata, ce lo siamo chiesti e probabilmente il motivo è da ricercare nella conoscenza dell'associazione, nell'attività che l'associazione stessa fa e in quello che riesce a dare ai pazienti, ai familiari, con le case AIL, con le attrezzature, con il supporto. Dico anche che attualmente ospitiamo 2 persone ucraine in una nostra casa AIL, la mamma e un figlio, a seguito di terapie particolarmente importanti da parte del ragazzo. Ecco perché voi avete anche Casa AIL, che è Sì, destinata, dedicata appunto a chi ha problematiche, a chi sì. deve seguire magari pazienti, persone che sono ricoverate Esatto, in ospedale. da fuori Mm. regione Sì. vengono, ma anche qualche volta all'interno della stessa regione e sono offerte gratuitamente al paziente e ai familiari, possono rimanere tutto il tempo necessario per espletare le terapie, siamo in contatto ovviamente diretto con la clinica ematologica che ci manda le esigenze. E le case attualmente sono 4, pensiamo di acquistarne una sempre vicino all'ospedale che sia più rispondente alle necessità del paziente perché ha bisogno di privacy, ha bisogno di una certa calma e tranquillità perché le cure a cui è sottoposto non sono mai cure facili da affrontare. Senta, possiamo dire che nella nostra regione ci sono tante persone che vogliono fare appunto i volontari, che aiutano, Sì, perché l'abbiamo riscontrato anche recentemente per altre occasioni. Mai come quest'anno un grandissimo numero di volontari per aiutare nelle varie iniziative. E anche voi state riscontrando questo noi aspetto? stiamo riscontrando questo aspetto, però vorremmo averne ancora di più, Ecco. perché il volontario, oltre a essere una persona importante, è anche una persona che può portare un proprio contributo di pensiero. Nel 2023 noi faremo una scuola del volontariato AIL, che è fatta a livello nazionale, la faremo anche a livello locale, per tutti i volontari che non solo vogliono avvicinarsi alla nostra associazione per dare un po' del loro tempo, ma anche per capire come poter fare. La scuola del volontariato è svolta da psicologi, è svolta su determinati criteri che sono stati indicati dall'AIL nazionale e faremo appunto questa scuola di volontariato con un attestato che verrà dato al volontario per garantire la anche capacità del volontario stesso di poter affrontare argomenti che non sono mai facili da affrontare come le malattie, senza entrare ovviamente nel campo specifico. Quindi è dai volontari che noi traiamo anche spunti per poter migliorare l'associazione e chiediamo sempre molti volontari, soprattutto ragazzi, giovani, perché hanno più la capacità di non andare su schemi già prefissati, ma di poter essere anche dirompenti e utili a portare avanti iniziative, cosa che abbiamo in pentola, ma non è il momento questo di parlarne perché adesso siamo concentrati sulle stelle di Natale. In effetti le associazioni come la vostra, che sono appunto dedicate, che riuniscono persone che sono colpite da una determinata patologia, si stanno dimostrando sempre più utili, sempre più indispensabili. Beh, noi ormai nell'ambito del terzo settore tutte le associazioni che si occupano del sociale svolgono una funzione importantissima che ci viene riconosciuta a tutti i livelli e penso che sia ormai imprescindibile le attività delle associazioni. Tra l'altro noi lo facciamo con vero piacere perché io sono un ex paziente di ematologia, io sono in questo momento qui, sto parlando con voi, perché tramite i medici della clinica ematologica, ricordo il professor Baccarani che purtroppo è mancato l'anno scorso, e tutta l'attività dell'AI ha consentito a me, come tanti altri,
di poter superare queste malattie che una volta, lo ricordo, erano letali. Una volta la leucemia era una parola che non voleva dire assolutamente farcela. Oggi noi siamo tanti, siamo usciti fuori dal problema e mi pare il minimo riuscire a ridare qualcosa. Ed è imprescindibile, ripeto, l'attività che non solo l'AIL ma tutte le associazioni svolgono a favore dei pazienti, a favore della sanità e a favore del sociale. Ecco perché lei mi ha detto, vabbè, organizzate le iniziative, prossimo anno dei corsi, ma al di là dell'organizzazione di iniziative, poi anche la gestione appunto di queste case dedicate, vi ritrovate perché è importante scambiarsi Sì. no, le esperienze, i consigli. Certo, è importante parlare, noi Praticamente è un porto sicuro. Sì, noi in sede in via Ramandolo 20 a Udine siamo aperti per chiunque vuol venire e farsi una chiacchierata, ma al di là di questo abbiamo ripreso anche le riunioni che sono necessarie perché purtroppo la pandemia ha creato il problema di rimanere isolati. Abbiamo il gruppo d'aiuto che ha necessità di vedersi e la pandemia speriamo di essere messa alle spalle almeno dal punto di vista dei rapporti umani. Bene, non possiamo fare altro che ricordare ai nostri amici telespettatori 8, 9, 10, 11 dicembre le stelle di Natale dell'AIL nelle principali piazze, qui lo ricordiamo a Udine, in piazza San Giacomo e in via Mercato Vecchio. E poi comunque potrete continuare ad acquistare online, ordinando online appunto la stella di Natale che può essere abbinata anche alla pallina per l'addobbo dell'albero di Natale. Bene, grazie a Giuseppe Gioffré. Grazie Isabella. Grazie anche per il lavoro che sta facendo l'AIL a 360 gradi. Grazie ai nostri amici telespettatori per averci seguito. Noi con la rubrica Family, Salute e Benessere ci vediamo martedì prossimo, sempre alla stessa ora. Arrivederci.